Buongiorno e benvenuti a Focus TG, come sempre in diretta su Rete Veneta. Apriamo questa edizione parlando ancora dell'allarme furti nella nostra regione, in particolare tra pochissimo ci collegheremo con Schio, dove ci sono stati dei ladri acrobati in azione nel tardo pomeriggio. I malviventi hanno preso di mira una serie di palazzine in via Baronio, sono stati saccheggiati ori e gioielli in un appartamento al secondo piano. Sul posto per noi c'è Daniele Garbin con Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio a Schio, non lontano da via Baronio, dove siamo stati proprio per farci un'idea di quello che è successo ieri dopo le 6, nel pomeriggio dopo le 18:30. Questa banda di ladri hanno colpito a raffica una serie di palazzine. Siamo proprio in una zona abbastanza limitrofa del centro, eppure essendo molto frequentata proprio uno dietro l'altro, perché abbiamo parlato con alcuni residenti che però non vogliono parlare e ci hanno raccontato cosa è successo praticamente a raffica, proprio arrampicandosi anche su cornicioni, sulle grondaie. Poi hanno sfondato le vetrate di alcuni serramenti e hanno provato almeno una serie di appartamenti. In uno di questi poi al secondo piano hanno trovato oro, gioielli e hanno razziato. Ecco, una situazione tipica, insomma, purtroppo di un degrado che non è più tollerabile, perché abbiamo parlato con alcuni residenti che appunto non vogliono nemmeno più testimoniare quello che è successo a microfoni spenti, nemmeno anche abbassando le telecamere, non rendendo riconoscibili, vogliono parlare della situazione, si sentono indifesi, si sentono in balia di questi ladri. Ecco, una situazione veramente pesante, lo possiamo testimoniare mentre eravamo lì, cercavamo di fare delle immagini per raccontare quello che è accaduto e purtroppo si ripete in varie zone anche nel Vicentino. Per farci un'idea della situazione, ecco, abbiamo sentito il signor Sergio, che è un barista noto proprio qui a Schio, che parlando con i suoi clienti un po' la situazione, ha il polso da tanti anni, da quanto tempo è a Schio, e ha visto trasformarsi. Com'è la situazione in questo momento? C'è paura anche di questa situazione? Diciamo che c'è molta paura. Sì. C'è questo senso pesante di insicurezza, di paura e di negativismo che in tutti noi poi ci contagia sotto questo aspetto, che è una cosa veramente pesante. Sta diventando la città, è una città che mai per noi vecchi cittadini pensavamo di arrivare a vedere la nostra città con questo scarso senso di sicurezza, nonostante che le forze dell'ordine diano il massimo di ciò che possono fare. Però sì, furti e mille piccole cose che... Anche lei diceva che ha delle attività, in una di queste, sì, in una zona anche bene della sì, Schio, si trova spesso volentieri dei distributori automatici, un altro locale, sì, dove non si fida proprio anche a mandare dei familiari. Ecco. Sì, questa è la situazione soprattutto grave. Sì, il mattino presto, ma anche comunque sempre al DA, che sono attrezzati con tutte le tecnologie, allarmi, video allarmi, però non c'è questo senso di paura, di scarsa fiducia che non succedeva 20 anni fa, 10 anni fa, adesso sì. Perché ce lo domandiamo tutti? Perché penso, a detta di molta gente, molti cittadini, è questo senso di impunità che stiamo trasmettendo a chi commette reati. È più punito la persona civile che commette un minimo errore che non chi, e questo incita soprattutto verso le nuove generazioni, ma non solo le nuove, incita anche il fatto di non denunciare più anche semplicemente dei tentati furti è una cosa che le risulta in base al suo... Sì, se non è un fatto grave, gravissimo,
si tenta anche, cioè quando dici vado a denunciare, molti dicono ma cosa vuoi andare a denunciare, non serve a niente, se anche li prendono 2 ore dopo sono fuori e corri anche il rischio di avere delle ritorsioni poi, no? Quindi... serve più sicurezza con delle forze dell'ordine in giro, delle telecamere? Secondo lei, di fronte a quello che sta succedendo, come valuta delle misure diverse? Serve in qualche modo anche militarizzare? Io penso che militarizzare forze dell'ordine siano necessarie, però non dimentichiamo che stiamo parlando di intelligenza artificiale, quindi metodi elettronici li abbiamo tutti. Certo che se li teniamo nel cassetto o li teniamo solo per cose futili, no, non possono servire, ma penso che una città oggi come oggi, elettronicamente, con una discreta vigilanza, anche solo come deterrenza, poi io penso che sia fondamentale per la sicurezza di tutti. Allora ringraziamo il signor Sergio per la testimonianza preziosa che ci ha dato. Grazie a voi. Speriamo, noi monitoreremo la situazione. Come dice un noto scrittore, non abbattiamoci, riprendiamo l'audacia che ci ha portato fin qui. E questa è la strada per vincere. Grazie di queste parole. Con questo è tutto, allora da Schio a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini in collegamento da Schio con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina. Noi parliamo purtroppo di un'altra piaga che si rinnova quasi quotidianamente nel nostro territorio, quella degli incidenti stradali. In particolare andiamo in diretta a Mirano, in provincia di Venezia, dove ieri è avvenuto un grave incidente stradale con conseguenze drammatiche. Per noi sul posto c'è Edi Caliman. Buongiorno Edi. Filippo, buongiorno a te e ai telespettatori da Mirano con Simone Merlo. Siamo in via Cavin di Sala all'incrocio con via Galilei, dove ieri sera intorno alle 21 un giovane ragazzo, un 28enne che è originario di Vigonza e che proprio da Vigonza stava arrivando per probabilmente andare a passare una serata di spensieratezza con gli amici, era a bordo della sua moto, una Honda 600, ha impattato violentemente contro una macchina che, come quella che sta inquadrando Simone, stava uscendo da via Galilei per immettersi nella via principale, via Cavin di Sala, nella corsia di Missione. Probabilmente il ragazzo non ha visto che l'auto che era davanti a lui stava decelerando proprio per far immettere la macchina di un 68enne originario di Mirano. Ha rallentato proprio per l'immissione della macchina e il ragazzo, superando l'auto che era davanti a lui, ha impattato violentemente contro la macchina che stava facendo la manovra di immissione, andando a schiantarsi contro l'abitacolo del 68enne e morendo sul colpo. Dalle testimonianze, i resoconti, è una zona pressoché industriale questa, con molti negozi. C'erano tantissime persone che sono sopraggiunte sul luogo, hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Critiche anche alle condizioni del 68enne, perché è rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per poterlo liberare dall'auto. È stato trasferito, stabilizzato prima sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferito all'ospedale, dove abbiamo avuto notizie questa mattina non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Mirano. La velocità, la prima causa di questo incidente, e male dinamiche sono ancora tutte al vaglio delle forze dell'ordine. Con le parole del sindaco Filippo ti lascio a te la linea. Di Caliman, tra poco sentiremo anche che cosa ci ha detto il sindaco. Noi però prima parliamo di un altro incidente, anzi purtroppo si tratta di un omicidio che è avvenuto a San Bonifacio. Sono sempre coinvolte le automobili ed è stato investito più volte un uomo ed è stato arrestato un 54enne tunisino. A San Bonifacio.
Ecco il video shock dell'omicidio del 55enne tunisino. L'uomo tenta di scappare salendo disperatamente su un'aiuola, ma l'auto, un Audi nera, lo punta, lo insegue e travolge più volte. Il vetro della pensilina del carrello della spesa sfondato, il corpo a terra, mentre la macchina continua a girare salendogli sopra. Una violenza inaudita. L'omicidio davanti al centro commerciale di San Bonifacio, ad allertare subito i carabinieri di soccorsi, una residente che vede l'orrore di quanto accade. La vittima non si muove più. Sul posto i sanitari del 118, ma per il 55enne non c'è nulla da fare. La vettura con l'assassino, dopo aver massacrato il connazionale, fugge, ma poco dopo urta violentemente un'altra auto, una Fiat Punto Bianca parcheggiata proprio nei pressi della caserma dei carabinieri. Le telecamere di videosorveglianza riprendono tutto. L'assassino inizia un litigio violento con l'automobilista della Punto, un 63enne tunisino incensurato, colpito alla gamba e allo sterno. L'uomo viene portato in ospedale. Due gravissimi fatti di violenza legati fra loro da un'unica persona, l'assassino. Un connazionale 54enne arrestato per omicidio e tentato omicidio. La vittima ed il ferito risultano incensurati e non ha trovato conferma l'ipotesi trapelata inizialmente di un presunto regolamento di conti nel mondo dello spaccio di droga. Abbiamo ricostruito i fatti ed ora approfondiremo il movente, ha spiegato il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Claudio Papagno. Sentiremo anche l'uomo sopravvissuto che è stato ferito dall'indagato ed acquisiremo altre immagini delle telecamere collocate nella zona. Nonostante il movente sia ancora in corso di chiarimento, ha aggiunto, dalle prime immagini che abbiamo visionato emerge come sia chiara la volontà di uccidere, un gesto efferato, violentissimo e sconsiderato. Il presunto assassino è stato fermato proprio davanti alla caserma della compagnia di San Bonifacio dei Carabinieri. A dirigere le indagini sul posto il magistrato della Procura della Repubblica di Verona. Andiamo subito in diretta a Riese Pio X in provincia di Treviso, dove per noi si trova Marta Marangon, perché è stato fatto esplodere, c'è stato un assalto con l'esplosivo ad un ufficio postale e un bottino di 25.000 euro. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno a te Filippo, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo davanti all'ufficio postale di Riese Pio X, nel centro del paese, dove questa notte si sono vissuti davvero dei momenti di paura. Erano da poco passate le 2 di notte quando un boato ha risvegliato i residenti. 3 o 4 malviventi hanno infatti imbottito di esplosivo il dispositivo postamat dell'ufficio postale e l'hanno fatto saltare. L'esplosione è stata davvero violentissima, perché la cassa è stata proprio scagliata all'interno dell'ufficio postale. Ora sono gli operai al lavoro che stanno sistemando. Riusciamo forse ancora a farvi vedere qualcosa prima che chiudano le porte con il nostro Alberto Pivetta, che nel frattempo ha ripreso i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Ecco, come vedete il danno è davvero ingente. La cassa è stata scagliata all'interno dell'ufficio e sono saltati anche i pannelli del soffitto in cartongesso, gli arredi. I danni sono davvero ingentissimi. Parti della cassetta sono stati anche scagliati nel lato opposto, quindi verso la strada, svegliando appunto i residenti del condominio qui di fronte, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Peraltro non appena sono arrivati sul posto hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco e pure gli artificieri, perché c'era il timore che fosse rimasto dell'esplosivo ancora inesploso, insomma, all'interno dell'ufficio postale, quindi c'era il rischio che potesse succedere ancora qualcosa. I danni, appunto, dicevamo, sono ingentissimi. Abbiamo parlato poco fa con il direttore dell'ufficio postale, che ora vedete è impegnato a parlare con i carabinieri, e di fatto non si sa ancora quando potrà essere ripristinato il servizio, quando potrà di fatto riaprire l'ufficio, perché vedete appunto i danni sono davvero ingenti. I ladri poi dicevamo appunto 3 o 4 persone subito dopo l'esplosione sono entrati, hanno arraffato il denaro contenuto all'interno della cassa e sono fuggiti su
un'auto con un bottino di 25.000 euro. Sull'episodio indagano, appunto dicevamo, i carabinieri, un episodio che riporta nuovamente in primo piano l'allarme per quanto riguarda i colpi appunto con l'esplosivo in provincia di Treviso. E da Riese Pio X è tutto, restituisco la linea. Grazie a Marta Zatta per questo collegamento da Riese Pio X con la collaborazione tecnica di Alberto Pivetta. Noi invece adesso ci spostiamo immediatamente e sempre in diretta a Padova, dove la questura ha sventato una rissa nel quartiere Guizza e bloccato un 25enne con 2 macete, martello, spray urticanti e taser in auto. Ci racconta tutto Marta Zatta. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, è stata di fatto sventata una rissa a Padova dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno visto... che hanno visto appunto 2 gruppi scontrarsi. Appunto i cittadini sono preoccupati e hanno chiamato immediatamente la polizia, che è intervenuta sul posto. Qui con me il questore di Padova Marco Odorisio. Questore, di fatto sventata una rissa che poteva veramente finire in tragedia. Sì, è proprio così. Poco prima delle 23 di giovedì scorso alcuni cittadini hanno segnalato 2 autovetture dalle quali sono scese 2 gruppi di giovani che si stavano già affrontando in maniera così animata e animosa. Subito la sala operativa ricevuta la segnalazione ha inviato 2 volanti, le volanti sono sopraggiunte, i 2 gruppi sono scappati via. Gli agenti bravi sono riusciti a localizzare proprio in via Guizza una delle 2 auto. L'autista, vistosi seguito, ha bloccato la macchina in appunto via Guizza e hanno preso 3 direzioni di fuga diverse, però gli agenti, i poliziotti, hanno bloccato uno di questi. E qui la sorpresa: nell'auto c'era un vero e proprio armamentario, sono stati trovati pronti all'uso un macete con una lama da 47 centimetri, un altro macete con una lama da 40 centimetri, uno storditore elettrico, 3 bombolette spray urticanti, un martello con la testa tonda, sicuramente armi bianche a tutti gli effetti che, se usate, utilizzate, avrebbero potuto causare gravi danni per l'incolumità degli stessi contendenti. La persona bloccata è un richiedente asilo tunisino, 25enne, il quale ha già precedenti per materia di stupefacenti e ricettazione. Fatto un controllo, aveva delle dosi di sostanze stupefacenti, quindi probabilmente si trattava di un scontro finalizzato così a regolare questioni afferenti alla gestione delle piazze di spaccio, per cui è stato poi accompagnato presso l'ufficio immigrazione. Già abbiamo attivato la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale affinché appunto rigetti l'istanza di questo 25enne tunisino, e così che possa essere poi definitivamente allontanato dal territorio nazionale. Fondamentale, ripeto, la segnalazione dei cittadini e anche la risposta immediata alla segnalazione da parte dei dispositivi di prevenzione e vigilanza del territorio attraverso le volanti, che è caso di dire hanno proprio sventato una rissa che, se avesse avuto luogo, probabilmente poteva avere anche epiloghi tragici. E ora voi siete sulle tracce, immagino, dei fuggitivi, anche perché c'è il pericolo che questi possano ritrovarsi e veramente succeda la tragedia. Infatti adesso abbiamo del materiale, quindi oltre ai volanti si è attivata anche la squadra mobile per appunto dare un nome, un volto, un nome e cognome agli altri 2 componenti del gruppo di quest'auto che è stata bloccata, questa Opel Corsa intestata a un cittadino tunisino di Ragusa, e anche per individuare gli altri contendenti per l'adozione poi dei conseguenti provvedimenti a loro carico. Ecco, quindi è sventata veramente una rissa che poteva veramente finire in tragedia. Noi ovviamente vi daremo tutti i dettagli nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, se ci saranno appunto anche aggiornamenti. Io ringrazio il questore per essere stato con noi e la linea può ritornare allo studio. Grazie a Marta Zatta in collegamento da Padova con la collaborazione tecnica di Cristian Rocche Agliende. Noi ci trasferiamo sempre rigorosamente in diretta, questa volta a Bassano del Grappa, dove Viale Martiri è stata colpita da un nuovo atto vandalico dopo quello che era già avvenuto a fine dicembre. Ci racconta tutto Mirko Cavallina. Buongiorno Mirko.
Buongiorno Filippo, bentrovati telespettatori di Focus TG qui su Rete Veneta. Una quarta croce è stata vandalizzata, già 3 erano state colpite da un atto vandalico nella notte di Santo Stefano, esattamente quelle di Ferdinando Alberti, di Albino Vedovotto e di Pietro Cocco, croci che erano state appena sistemate da poche settimane e che sono in restauro. Nel primo pomeriggio di domenica un 56enne bassanese ubriaco, residente a Milano, si è scagliato contro la croce che era qui alle nostre spalle, su questo leccio che è stato ripiantato pochi anni fa, la croce di Alberto Danieletto, uno dei giovani impiccati il 26 settembre del 44. Gilda Nicolini, presidente dell'associazione 26 settembre, purtroppo dopo poche settimane ci ritroviamo ancora per un vilipendio a questa memoria. Certo, quasi 2 mesi. È come dire, la ripetizione di questo fatto ci dice di un clima. Anche se non sappiamo quale collegamento ci sia o se ci sia un collegamento tra quanto accaduto nella notte di Natale e quanto accaduto domenica scorsa, se anche non c'è un collegamento diretto, riconoscibile al momento, di sicuro ci dice di un clima che permette o che porta certe persone ad attaccare i simboli di una memoria che è essenziale per il mantenimento di una comunità. Le comunità esistono e si sentono tali sulla base di una memoria condivisa. Una memoria che nel nostro caso, nel caso del nostro paese, non è così facilmente condivisa e condivisibile e che quindi per questo va continuamente ricostruita, ripensata, rinegoziata. Il 56enne aveva già dei precedenti a proprio carico, è stato ovviamente denunciato grazie ad un intervento tempestivo della Polizia di Stato, il commissariato di Bassano, in collaborazione anche con agenti della polizia locale e soprattutto grazie alla testimonianza oculare di una persona che era qui, come ci conferma nell'intervista che abbiamo raccolto l'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa, Alessandro Campagnolo. C'è stata una perfetta sinergia tra Polizia di Stato e Polizia locale. Il cittadino, la cittadina in questo caso, io mi sento di ringraziarla e veicolare il suo senso civico, è stata fondamentale. Non c'è stato neanche il tempo di rendersi conto della gravità della situazione, che il soggetto era assicurato alla giustizia. In una domenica particolare, perché è la domenica di Carnevale, quindi con grande afflusso previsto nei minuti successivi e già dalla mattina. E questo ancora di più a complimentarsi con chi era sul territorio, che significa che il territorio va coperto e che il servizio di videosorveglianza dà una grossissima mano. Quindi era il massimo impegno logistico per tutti. Preciso anche che ha contribuito non poco anche la polizia locale di Rosà, che era in convenzione con noi proprio per i carri mascherati, che è riuscita a intercettare la testimone. Quindi c'è stata una grande collaborazione tra forze di polizia. Fa ancora più male sapere che questo signore residente a Milano è originario di Bassano, quindi una ferita ancora più profonda visto il luogo, insomma, di memoria che è Viale dei Martiri. Questa persona è sicuramente attenzionata dal commissariato, dalla Polizia di Stato, è persona già conosciuta, quindi saranno fatti adeguati approfondimenti per capire cosa abbia scatenato la pazzia di questo soggetto, che va oltre lo stato alcolico che aveva in quel momento. Anche questa croce sarà ripristinata, delle altre 3 si attende appunto il riposizionamento, ma le indagini che riguardano le altre 3, quindi quello che è accaduto la notte di Santo Stefano? Non sono mai cessate e abbiamo altri elementi su cui far combaciare eventuali sospetti. Stiamo lavorando, speriamo di dare a Bassano quanto prima una risposta esaustiva e completa. È quello che sperano tutti, che sperate anche voi, tutte le altre associazioni, insomma, che fanno memoria di quella che fu la Resistenza. Lei ha parlato di un clima negativo, proviamo insomma a dire
perché questo luogo, questo viale e poi Viale Venezia dove ci sono altre croci è un luogo che non va toccato? È un luogo che non va toccato perché i simboli sono i mattoni sui quali la memoria collettiva si costruisce. E quindi l'ubriachezza di sicuro non costituisce né una scusante né un motivo di comprensione, perché da ubriachi si può attaccare qualsiasi oggetto. Il fatto che l'attacco sia a questi oggetti è comunque significativo, e allora ancora una volta anche noi siamo solidali con le forze dell'ordine che stanno lavorando per assicurare i colpevoli, come si dice, la giustizia. Come società civile il nostro compito è, in questo senso, insieme alle istituzioni, il nostro compito è di mantenere forte la difesa dei simboli, perché non sono dei semplici oggetti, ma sono proprio degli elementi in cui la città si riconosce se stessa, il proprio passato e dunque anche il proprio presente, la propria identità democratica. Per questo questi croci, questi alberi non devono essere toccati ed è compito di tutti di fare il possibile. Per cui un ringraziamento anche alla signora che ha preso nota, che ha osservato e che poi ha potuto con la sua testimonianza far riconoscere, insomma, in questo caso il colpevole. Il problema va al di là però del singolo colpevole, il problema è di ricostruire tutti insieme un clima in cui queste azioni non siano più possibili. Gilda Nicolini, presidente dell'Associazione 26 Settembre, la ringrazio per la presenza. Renzo Gregon alla parte tecnica. Da Bassano è tutto, a te Filippo. Grazie a Mirko Cavallini in collegamento in diretta da Bassano del Grappa. Noi torniamo al grave incidente stradale che si è verificato ieri sera a Mirano, nel quale ha perso la vita un 28enne di Vigonza che era in sella a una moto che si è scontrata contro un'auto. Ascoltiamo quello che ci ha detto pochi minuti fa al microfono di Edi Caliman il sindaco di Mirano Tiziano Baggio. Ieri sera lei si è precipitato sul posto, che cosa ha trovato al momento in cui è arrivato? La scena era straziante perché la persona era morta, non c'era più. E la moto era accartocciata su se stessa, l'auto che ha subito l'impatto aveva entrambe le porte, sia quella davanti che quella dietro, sfondate in modo importante, tanto è vero che il guidatore poi è stato ricoverato in ospedale. L'hanno estratto tra l'altro i vigili del fuoco dalle lamiere, si sanno le sue condizioni attualmente? Allora non ho notizie, aggiornamenti, mi sono sincerato, però essendo anche un nostro concittadino che abita a Zianigo che non è in pericolo di vita. Questo è l'importante, è una strada che invita molto a correre, il suo appello è quello di avere sempre prudenza. Io credo che questa è l'unica soluzione, no? Avere cura della propria vita e anche aver cura della vita degli altri. Quello che possiamo dire è che in quella zona c'era un autovelox a 70 km/h e purtroppo la nuova normativa va fatto mettere fuori servizio. Questo è un tema. Noi insieme alla città metropolitana abbiamo previsto degli interventi proprio su quell'area di mitigazione e di miglioramento della segnaletica, di sistemi che scoraggiano sia la velocità ma anche i sorpassi, sistemi che verranno implementati se non la prossima settimana, l'altra settimana. Anche questo dà un po' di rammarico perché se fossimo arrivati prima, però per fare le cose ci vuole tempo, ci vuole studio, bisogna fare la gara d'appalto, bisogna fare gli acquisti. È una strada decisamente che è attenzionata ed è molto problematica. Ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra pochissimo.
Nuovamente in diretta con Focus TG andiamo nel vicentino a Villa Verla, dove un pensionato ha perso la vita travolto mentre attraversava la strada. Inchiesta per omicidio stradale e shock dei soccorritori. Nell'attimo ho aperto il bagagliaio della macchina, il tempo di mettere l'ombrello dentro e il signore non c'era già più. Ho sentito una grande botta, tantissima paura. Tantissimo, una cosa indescrivibile. Campeggia un mazzo di fiori all'indomani del dramma, le lacrime agli occhi per chi ha assistito alla tragedia che si è consumata a Villa Verla intorno alle 19 di sera, quando Gilberto Ongaro, pensionato residente a Caldogno, secondo le prime ricostruzioni ha perso la vita investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce. In tanti si sono precipitati fuori dalle attività per prestare assistenza. Avete chiamato i soccorsi voi? Sì, tutti quanti, perlomeno anche cittadini che erano in macchina, chi era a piedi, chi passava in macchina, la strada è stata chiusa, abbiamo deviato le macchine nel senso opposto e purtroppo però c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUAM, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Saranno gli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente avvenuto lungo la provinciale 349 in via Capovilla. Pioveva e il sindaco ha spiegato che proprio in quel frangente c'era stato un problema all'illuminazione pubblica in quel tratto. La dinamica dell'incidente deve essere accertata dalla Polizia Locale del Consorzio Nevi, che è intervenuta per i rilievi. Sta di fatto che probabilmente a causa delle piogge ieri sera l'illuminazione non funzionava, il comune era stato avvisato e avevamo proprio chiamato la nostra reperibilità mezz'ora prima dell'accaduto e l'elettricista stava intervenendo. Ed ora andiamo a Fontaniva, in provincia di Padova, per l'assalto alla casa degli imprenditori Nicolini. 3 banditi armati, dopo aver legato e minacciato con la pistola la proprietaria, sono scappati con gli ori di famiglia. Il terrore che si materializza sulla soglia di casa, una pistola puntata alla testa e 3 uomini pronti a colpire. È l'incubo vissuto dalla famiglia Nicolini, nota per l'attività di recupero materiali nella zona industriale di Fontaniva. Erano da poco passate le 19:30 quando una banda ha messo a segno la violenta rapina. I malviventi, con il volto travisato, hanno atteso il rientro a casa della proprietaria e, sotto minaccia dell'arma, sono riusciti a entrare nell'abitazione, immobilizzando e legando la donna. Costretta ad aprire la cassaforte, la vittima ha assistito impotente mentre i rapinatori si impossessavano degli ori di famiglia prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Mi dispiace perché li voglio bene, siamo vicini, gente che lavora, che cerca di sopravvivere in questo mondo sempre più malato, in tutti i sensi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini. Gli investigatori stanno ora esaminando i sistemi di videosorveglianza per ricostruire i movimenti del gruppo. Nessun ferito, ma resta lo shock per un episodio che scuote una comunità. Fucilarli, una stretta sicuramente ci vuole. Secondo me la stretta serve soprattutto alle forze dell'ordine di avere il potere di agire in maniera un po' più libera. Come facciamo a sentirci sicuro? Impossibile. Soprattutto per i giovani e anche gli anziani che vivono da soli. Dispiace perché abbiamo una realtà triste, non ci si può difendere neanche a casa nostra, hai paura proprio delle proprie mura domestiche. Essere più severi con la legge, non dico come in America, non arrivare a queste cose drastiche, però essere più severi perché tanto ci prendono in giro. Sicuro proprio no, diciamo, ci vorrebbe più controllo, ecco, più giri che fa, cioè la ronda della polizia o qualcuno che insomma possa controllare, perché ormai si sentono non solo, cioè dappertutto qua, almeno nel Triveneto vedo che il fenomeno è diciamo abbastanza frequente, troppo. A Vittorio Veneto invece sono stati identificati 2 malviventi che in una notte avevano messo a segno almeno 3 colpi nel cuore della città, spaccando le vetrate dei locali e arraffando tutto quello che potevano. 3 colpi in una notte, nel mirino dei ladri, 2 esercizi pubblici ed un negozio di parrucchiere. Il modus operandi era lo stesso, mandavano in frantumi le vetrate dei locali, poi l'irruzione lampo, arraffavano quanto potevano e fuggivano, lasciandosi alle spalle ingenti danni. L'esasperazione di uno dei titolari dopo l'ennesimo furto che ai nostri microfoni aveva detto. Ho dormito all'interno aspettandoli, cercando di aspettarli e convincendoli con le mie maniere ovviamente leggere di non entrare più.
Furti e spaccate messe a segno a Vittorio Veneto. Nel mirino erano finiti l'Enoteca Peccato Divino, la Galleria dell'Arte e l'Air Studio di Young. Incastrati dalle impronte digitali, i 2 ladri sono stati identificati e denunciati. Le successive analisi dattiloscopiche e le comparazioni di laboratorio hanno permesso infatti di dare un nome ed un volto alle tracce reperite, attribuendole senza margine di errore agli indagati. È stata un'attività che ha concluso la stazione di Vittorio Veneto in maniera brillante, direi, perché hanno, tramite un sopralluogo fatto in maniera certosina, hanno rilevato delle impronte digitali che appartenevano a 2 soggetti, un 21enne e un 30enne di origine marocchine, senza fissa dimora e con precedenti di polizia proprio specifici per questo tipo di reati, che si erano resi responsabili e sono ritenuti responsabili di una vera e propria scorribanda notturna che era avvenuta il 19 di maggio del 2025 a Vittorio Veneto. Bottini esigui, pochi spiccioli, qualche bevanda, ma il danno strutturale provocato invece era ingente. L'operazione odierna testimonia l'attenzione continua e costante posta dall'Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio, fenomeno che colpisce direttamente la percezione di sicurezza dei cittadini e del tessuto economico locale. Negli ultimi periodi questi casi hanno riguardato un po' tutti i comuni e siamo riusciti anche in altre circostanze a identificare gli autori e si tratta sempre molto spesso di persone che vivono un po' ai margini e quindi questi furti in realtà hanno un ritorno economico bassissimo per chi li commette, ma in termini di danni lasciano sicuramente il segno in chi li subisce, quindi la nostra azione di contrasto è proprio nel cercare di prevenirli soprattutto, ma anche a distanza di tempo di trovare una soluzione al caso in maniera tale che chi poi ha subito questo danno possa eventualmente anche essere risarcito. Le indagini continuano per accertare se i 2 malviventi possano essere responsabili di altri furti. E poi ci sono le truffe, nella lunga serie di truffe che vengono messe a segno c'è anche quella del finto idraulico. Sembrava una persona competente, si è presentato con tuta e attrezzi, ci ha chiesto soldi per verificare se c'era una perdita di gas. Dopo aver sborsato 150 euro è sparito e siamo rimasti senza riscaldamento con i bambini in casa. Siamo nel comune di San Biagio di Callalta, qui vive l'ultima vittima del cosiddetto idraulico fantasma, una famiglia con 5 figli, tutti minori, rimasta al freddo dopo aver versato una caparra per un allacciamento alla rete del gas. L'uomo si è presentato puntuale, ha fatto un sopralluogo e chiesto un anticipo, poi la fuga e il silenzio. Un copione già visto decine di volte tra le province di Treviso e Venezia, il falso idraulico tuttofare, un 40enne residente nel Trevigiano, intercetterebbe le vittime sui gruppi Facebook di quartiere, proponendo interventi rapidi a prezzi stracciati. Dopo aver incassato somme che vanno da poche centinaia fino a 1.500 euro, si rende irreperibile. Cambia nome online, modifica fotoprofilo e riparte da zero. Spesso nel mirino finiscono anziani o famiglie in difficoltà. In alcuni casi, oltre al danno economico, restano anche caldaie smontate e inutilizzabili. Questa la testimonianza di una delle tante vittime. Avevo bisogno di installare una nuova stufa a pellet nel secondo piano di casa mia che era al freddo, quindi non aveva riscaldamento. Ho messo un annuncio sui social, cui mi ha risposto spacciandosi per un caldaista, un esperto del settore, è venuto, ha fatto un sopralluogo, io avevo già la stufa, lui doveva semplicemente comprare i tubi e fare il montaggio. Mi ha chiesto un acconto di 300, gliene ho dati 250 per bonifico. Per l'acquisto del materiale, dopodiché arrivato il bonifico lui mi aveva dato appuntamento per il giorno dopo e è sparito. Le denunce si moltiplicano, le forze dell'ordine stanno cercando di riunire i casi in un unico fascicolo per contestare la serialità delle condotte, ma intanto il finto tecnico continuerebbe a muoversi tra la Marca e il Veneziano, lasciando dietro di sé una lunga scia di famiglie truffate. Ci fermiamo ancora per una piccola pausa, tra pochissimo.
Cecchini, esperti anti-hacker, droni per le ricognizioni aeree, agenti della scientifica dotati di bodycam. Verona si blinda per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina domenica sera in arena. Si attende la lista definitiva delle personalità, confermata Giorgia Meloni. In forse Donald Trump, poche ore prima dell'evento, andrà in scena anche una contromanifestazione della rete Olimpiadi No Grazie. I cerchi olimpici, le transenne che circondano l'arena, lo spiegamento ingente di forze dell'ordine, gli ultimi lavori febbrili in vista della cerimonia che accenderà i riflettori del mondo su Verona. Tutto pronto o quasi per il grande spettacolo di chiusura dei Giochi Olimpici Milano Cortina, in programma domenica alle 20, con l'arena pronta ad illuminarsi per il grande show da miliardi di telespettatori in tutto il mondo. Il listone è già pieno di gente e Piazza Bra si offre ai visitatori con un volto inedito, sicuramente blindatissimo, anche se la lista definitiva delle autorità e leader politici che saranno presenti è ancora avvolta dalle incognite. Sicuramente ci sarà la premier Giorgia Meloni, mentre non c'è nulla di certo sulla partecipazione di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti potrebbe assistere alla finale di hockey domenica pomeriggio a Milano e poi trasferirsi alla sera in arena per la cerimonia di chiusura. Intanto è stata presentata la contromanifestazione organizzata dalla rete di associazioni Olimpiadi No Grazie, con un corteo che domenica dalle 15 attraverserà la città da Porta Palio a Piazza Sacco e Vanzetti per denunciare le ragioni della contrarietà ai giochi. Lo spreco che c'è stato, sono state vendute come Olimpiadi sostenibili, quali non sono stati spesi mi pare 7 miliardi, ci sono lavori che finiranno non so se 2030-2033. Era la cosa che insomma ricordano tutti, cioè Torino sta ancora pagando le Olimpiadi invernali del 2006, Verona e l'Italia chissà quando finirà di pagare queste Olimpiadi. Sarà una manifestazione pacifica, annunciano gli organizzatori, ma si teme che possano infiltrarsi dei violenti. Noi non abbiamo nessun sentore che ci siano invece situazioni di pericolo da questo punto di vista. Ci auguriamo che ci sia una grande manifestazione pacifica con la partecipazione di tanti, perché le cose da dire sono molte e credo che alla fine trovarci a dover pagare debiti di questa natura quando invece ci mancano i soldi per le pensioni, per la sanità, per le scuole e per lo Stato sociale, francamente ci pare una contraddizione che sia insanabile. E si è parlato in queste ore della proposta avanzata da Luca Zaia di candidare Venezia e le regioni limitrofe alle Olimpiadi estive del 2036 o del 2040 sul modello di giochi diffusi come quelli di Milano e Cortina, un tema del quale ha detto parlerà domenica con la premier Giorgia Meloni. E tra i commenti spicca quello del presidente della regione Alberto Stefani che sembra richiamare a temi più urgenti per la regione. Luca Zaia ha lanciato l'idea di un'Olimpiade ancora in Veneto nel 2036 o nel 2040, ha detto che ne parlerà con la Presidente Meloni, che ne pensa? Intanto finiamo queste, facciamo del nostro meglio e ovviamente oltre alle Olimpiadi c'è anche tutto questo che vedete attorno, la sanità, il sociale, l'importanza di essere vicini alla gente. Noi dobbiamo anche e soprattutto programmare questo aspetto importante del nostro territorio e io voglio essere in prima linea soprattutto per questo. I sollevamenti del Mose a Venezia hanno raggiunto quota 30 nel 2026, è un numero record che conferma per certi versi anche quelle previsioni su dei cambiamenti climatici con innalzamento dei mari che erano state fatte. È una città antica, di pazienza e di tempo ne ha avuto tanto, è una signora anziana che va governata e curata. Le cure per Venezia prevedono tra l'altro il sollevamento antiacqua alta delle paratoie del Mose, un medicinale che quest'anno si è dovuto somministrare con una frequenza mai vista prima. Per ora, nel 2026, ci sono già stati 30 sollevamenti in appena 51 giorni, un record. Venezia poi potrà anche essere una città fragile e anziana, ma ad essere invecchiato male in realtà è il mondo che le sta attorno. Le previsioni dell'IPCC, dell'ente che è più autorevole per fare questa cosa, dice che per la fine del secolo ci sarà un metro di livello relativo del mare in più, a cui dobbiamo aggiungere poi i contributi della subsidenza naturale che è infermabile. Questo vuol dire che nel giro di 20, 30, massimo più o meno di 10 anni, lei dovrà chiudere il Mose praticamente sempre. A quel punto non c'è più laguna, non è più manutenibile, non c'è più uso marittimo della laguna, che piaccia o non piaccia è quello su cui per migliaia di anni, per 1000 anni insomma, si è fondata la forza della dominante. E non ci sarà più città perché marcisce, non sono io che porto sfiga, è ovvio.
La voce del professor Andrea Rinaldo, nel suo campo un'indiscussa autorità di livello internazionale, echeggia in giornate in cui c'è chi sostiene che il Mose lo si stia già alzando troppo spesso. In realtà il meccanismo è automatico. La soglia per l'attivazione è una previsione di marea di 110 centimetri, con un margine di rischio di 10 centimetri. Quando la previsione raggiunge 100, per noi è 110, quindi si chiude. Si chiude quando, e si decide di chiudere, 3 ore prima che si alzi la barriera. Ora in 3 ore la marea può cambiare, cambia un po' il vento, succede qualcosa e quindi a volte non si raggiunge il limite del rischio, però deve essere molto chiaro, e siamo qui per spiegarlo a tutti, che il processo decisionale non è una cosa che cambia ogni giorno. In ogni caso, per ora la quotidianità delle maree a Venezia rimane ancora una questione governabile. Il pericolo, piuttosto, come sostengono gli esperti, è in un futuro più vicino di quanto si possa pensare. Il problema di Venezia è un problema gravissimo ed è un problema che io credo che richiede un intervento e un ripensamento completo, perché in realtà quello che succede è che Venezia può diventare un esempio per tutto il mondo di quando l'ambiente costruito non è rilocabile. Singapore abbandona tutto, va da un'altra parte. Con Venezia non vorrei che si facesse, perché devo confessare una cosa: da 40 anni abito a Padova, ma io sono nato e cresciuto a Venezia, quindi ci tengo. Aumentano gli infortuni e le morti sul lavoro in Veneto, lo rivela lo studio La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Veneto di Fondazione Corazzina e CISL Veneto. Crescono il numero delle denunce come crescono il numero degli infortuni, quindi da una parte c'è maggiore consapevolezza di chi si infortuna nel processo di denuncia del fatto grave che gli può accadere. Poi ci sono quelli mortali purtroppo che sono anche quelli in forte aumento, dall'altra parte però ci allarma moltissimo il numero crescente di infortuni anche gravi. Sono 71.867 gli incidenti che hanno comportato conseguenze per i lavoratori in Veneto denunciati all'INAIL nel 2025. Di questi 60.237 sono avvenuti nei luoghi di lavoro, mentre 11.630 in itinere. L'aumento è di 1.681 rispetto all'anno precedente e 2.935 rispetto al 2020, più 4,25%. Si esclude il picco del 2022 influenzato dal Covid. Tra le province in cui si è registrato un considerevole aumento, in testa ci sono Verona e Padova. Verona e Padova sono due province che hanno visto aumentare il numero degli infortuni e soprattutto quelli mortali, in particolare la provincia di Verona. Questo è determinato naturalmente anche dall'incidenza della popolazione residente e dal numero dei lavoratori occupati. Le province di Belluno e di Rovigo sono quelle meno esposte proprio per il numero di residenti e lavoratori occupati. Giovani e ultra cinquantenni tra le fasce più colpite. I giovani, quindi fino ai 35 anni, e i senior. Ci preoccupa moltissimo l'incremento sia di infortuni non mortali che di mortali nei lavoratori senior, oltre a quelli stranieri purtroppo che sono anche quelli molto esposti. I senior ci preoccupano perché significa che ovviamente sta invecchiando la demografia nel nostro territorio, nel nostro paese, e serve anche qua un investimento forte, una multidisciplinarità di approccio del problema a partire dalla formazione. Bisogna evitare che i lavoratori senior, quelli dai 50 anni in su, per capirci oggi tecnicamente a 55 anni si è anziani, vengano coinvolti in mansioni che non sono adeguate alla loro età e al loro status anagrafico. La formazione è fondamentale, ribadisce il sindacato. Serve ancora maggiore investimento in formazione e in consapevolezza. Quello che stiamo facendo è un grande lavoro assieme alle imprese virtuose, al sistema della bilateralità, ai presidi che abbiamo previsto a livello nazionale e regionale, però è ancora molto quello che c'è da fare proprio per i numeri che sono emblematici anche della crescita dei morti che ci sono stati nel 2025. Gestione del turismo, ambiente e statuto speciale, ma tutto parte dal ripopolamento di Venezia. Con questi temi Andrea Martella, il candidato sindaco di centrosinistra, ha dato il via alla campagna elettorale per le amministrative di questa primavera. Non è un capitolo del programma, è la questione principale, il nodo da cui tutto deve generarsi, perché ripopolare significa avere case a disposizione, perché ripopolare significa avere servizi, perché ripopolare significa avere un'attività economica non solamente legata ai flussi turistici, ma alla capacità di creare nuova occupazione, nuove attività. Dal ripopolamento di Venezia nascerà il vero cambiamento. È la sfida del candidato sindaco di centrosinistra Andrea Martella, che ha aperto ufficialmente la sua campagna elettorale davanti a centinaia di persone riunite al Cinema Candiani di Mestre. Abitare, lavorare
lavorare, proteggere, ricucire sono le parole chiave della proposta, oltre alla volontà dello statuto speciale per la città. Il nostro metodo è il dialogo, il confronto, l'apertura e proseguiremo in questo modo dimostrando che tutti potranno sentirsi protagonisti del destino di Venezia. Io mi candido a sindaco perché voglio ascoltare la città e voglio guidare il cambiamento. Penso che sia possibile farlo perché Venezia e Mestre hanno tutta la forza per ripartire e bisogna fare delle scelte concrete. Ne ho indicate alcune. Abitare, lavorare, proteggere la città, renderla più sicura e rigenerarla. Questa è l'ambizione che noi abbiamo e riusciremo a farlo perché sento una voglia di cambiamento che noi vogliamo interpretare al meglio, con credibilità e con serietà e come ho detto, con la forza di cambiare. La prima parte dell'evento ha visto gli interventi dei rappresentanti delle forze politiche e civiche della coalizione che sostengono Andrea Martella. Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Verde Progressista più Europa, Partito Socialista, Venezia è tua, Radicali, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista. La nostra coalizione è ampia, plurale. Io a tutti ho chiesto non un atto di fede ovviamente, ma ho chiesto fiducia, impegno, determinazione, credere nella nuova speranza che noi possiamo mettere in campo per Venezia. La risposta è importante e penso che non potrà che rafforzarsi. E intanto dal centrodestra continua il silenzio sul candidato. A Venezia la coalizione ha scelto me, l'abbiamo fatto sulla base di un progetto, dall'altra parte vedo che il progetto non ce l'hanno, il candidato nemmeno, penso che sceglieranno a Roma il candidato non sulla base di una diciamo idea per il futuro, ma sulla base di una spartizione fra di loro. Non credo che noi ce ne occuperemo più di tanto, andiamo avanti per la nostra strada con le nostre idee. Silvio Giovine è il nuovo vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia. Il deputato vicentino fissa le priorità del partito. C'è tanto da lavorare. C'è tanto da lavorare. Silvio Giovine ai vertici regionali di Fratelli d'Italia lancia la carica. Il nuovo vice coordinatore veneto ha le idee chiare sulle priorità del partito. I primi obiettivi sono sicuramente quello di rendere capillare la nostra campagna referendaria. Questa è un'opportunità storica per il sistema paese, non possiamo mandarla alle ortiche. E poi c'è il grande tema delle amministrative. Il centrodestra e il nostro partito crede fortemente in un radicamento sul territorio che passa inevitabilmente per quel processo di valorizzazione della nostra classe dirigente fatta di militanti, di amministratori che devono essere sempre più responsabilizzati all'interno dei comuni. Da lì passa inevitabilmente la possibilità di capitalizzare al meglio lo straordinario impegno che a livello nazionale sta portando avanti il leader Meloni. Il partito della Premier punta a crescere nei numeri intercettando la fiducia degli elettori a livello nazionale, ma partendo dai comuni più piccoli. Se prendiamo ogni tornata elettorale noi siamo sempre cresciuti non solo a livello politico nazionale con le europee ma anche alle amministrative, quindi c'è un percorso di crescita che va consolidato e certamente, come dicevo prima, non può prescindere da una presenza sempre più autorevole all'interno delle giunte e anche tra i sindaci della nostra regione. A Campo d'Arsego, martedì prossimo, le riprese del film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, il set nella frazione di Sant'Andrea. L'area attorno alla chiesa e poi via Dosso, via Galilei, la frazione di Sant'Andrea di Campo d'Arsego si trasformerà per un giorno in un set cinematografico. Martedì 24 febbraio dalle 6 e fino alle 18 si svolgeranno qui le riprese Sì domani non torno, il film diretto da Paola Randi tratto da Cara Giulia, il libro scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso, il ricordo e memoria della figlia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Giulia è la figlia ideale, studia, disegna, sogna di vivere in una brughiera, colleziona scatole e regala sorrisi dolcissimi. Poi una sera scompare, inghiottita da una morte assurda, un femminicidio. Così Gino Cecchettin, che da quel tragico 11 novembre 2023 non ha mai smesso di dare voce a Giulia e alla sua storia, non una mera ricostruzione dei fatti, non una cronaca giudiziaria. La regista pensa a un'opera che faccia memoria per continuare a ripetere la domanda che Giulia, con il suo sorriso, continua a farci. Perché? E continua in provincia di Padova l'attività dello sportello legale gratuito contro le discriminazioni di genere, affidato all'incarico triennale nel 2025, seguiti una trentina di casi.
Ci sono situazioni che riguardano soprattutto, come dire, il rientro dalla maternità, il appunto ritrovare lo stesso impiego al proprio rientro, l'accessibilità in qualche caso anche ai contesti lavorativi e la conciliazione dei tempi di vita personali, sia nel caso in cui le persone debbano, come dire, curare i propri figli e figlie, oppure anche nel caso di carichi di cura anche per i propri genitori anziani. 27 casi seguiti solo nel 2025, una settantina i contatti. Continua l'attività dello sportello legale e gratuito creato dalla provincia di Padova contro le discriminazioni di genere. Aziende di tutte le tipologie, dalle multinazionali agli artigiani, vessazioni esercitate da uomini ma anche da altre donne. Emerge un quadro molto sorprendente. Da un punto di vista numerico e da un punto di vista qualitativo. Numerico perché sono molti i casi di donne che ancora oggi subiscono discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro, e da un punto di vista qualitativo perché è amplissimo il ventaglio di contestazioni che vengono mosse. Allo sportello si accede dal portale della provincia di Padova. Lo sportello è di facilissimo accesso, si trova appunto anche sul sito della consigliere di parità e l'indicazione su come accedere, c'è un format da compilare. Le segnalazioni sono veramente continue. D'altro canto lo vediamo che quotidianamente le donne sono, rispettivamente ai maschi, decisamente sottopagate. È una realtà che constatiamo veramente nelle dichiarazioni delle donne che vengono a proporsi al nostro sportello d'ascolto. Si può fare molto perché oggi abbiamo un impianto normativo solido che consente alla consigliera e alle persone che sono vittime di forme di discriminazione di avere una base giuridica che consente di azionare queste pretese. Federazione dei Comuni del Campo Sampierese, le priorità per la nuova presidenza di Gianluca Pedrone sono sicurezza, protezione civile e servizi condivisi. Sicurezza, protezione civile, polizia locale e servizi sovracomunali. Sono queste le priorità del programma 2026 della Federazione dei Comuni del Campo Sampierese. A guidare l'ente per l'anno in corso è Gianluca Pedron, 31enne sindaco di Borgoricco, subentrato a Valtergallo. Tra i provvedimenti la Giunta ha approvato l'indirizzo per finanziare con circa 10.000 euro le visite mediche obbligatorie per oltre 200 volontari della protezione civile dei 10 comuni aderenti. Nel 2025 i gruppi hanno realizzato quasi 200 attività tra interventi di emergenza, addestramenti e servizi per manifestazioni. In particolar modo intendiamo valorizzare il mondo del volontariato e della sicurezza. Oltre 200 sono i volontari della protezione civile che fino ad oggi hanno sostenuto personalmente le spese per le visite mediche annuali e di concerto con gli altri sindaci abbiamo deciso di stanziare un finanziamento per sostenere come federazione il costo di queste visite. Intendiamo anche implementare il corpo di polizia locale, quindi aumentare il numero di agenti sul territorio per garantire maggiore sicurezza sia stradale che urbana. Sul fronte della sicurezza territoriale, la polizia locale di federazione, guidata dal comandante Antonio Paolocci, prevede l'assunzione di 5 nuovi agenti in 5 anni. Avviato infine l'iter per la nomina del dirigente coordinatore della federazione, con conclusione prevista entro fine marzo. Con questo per ora è tutto, vi ricordo i prossimi appuntamenti con informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano del Grappa e di Vicenza. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.